C'è profumo di donna lungo la riviera del Brenta. C'è una coincidenza sospetta, forse più che una casualità, la testimonianza di un'abitudine illuminata degli aristocratici veneziani. Patrizi e signori della Serenissima, che quando scoprivano le non proprio innocenti distrazioni delle loro dame, senza troppi clamori, le esiliavano in prigioni dorate, in ville raffinate, appunto, lungo la Brenta, quel docile fiume che trasporta l'acqua di laguna sino nel cuore della terraferma. Un fiume che era l'unica via di comunicazione e di collegamento veloce con l'entroterra, per uomini di mare avvezzi alle imbarcazioni più che ai cavalli e alle carrozze. L'itinerario tra le ville venete che si affacciano lungo il Brenta, usando la denominazione moderna, si apre e si chiude da Malcontenta a Stra, con 2 dimore che sono state il ritiro obbligato di 2 nobildonne con sangue addirittura dogale. Villa Foscari, straordinario capolavoro del Palladio, unica villa in Riviera ad avere la sua firma, è più nota come la Malcontenta, sembra proprio perché scrigno dei sospiri di Leonora Dolfin, relegata qui per una presunta infedeltà. Stessa sorte sarebbe capitata nella seconda metà del Settecento alla consorte del doge Marco Foscarini, che pareva intrattenersi in piacevole compagnia quando era lontana da Venezia dal marito a Villa Foscarini Negrelli Rossi di Stra, ultimo avamposto della provincia lagunare. Si dice che mentre Marco Foscarini era a Venezia a curare i propri lavori, i propri interessi, la moglie rimaneva qui a soggiornare. Sembra che comunque si sia in qualche modo invaghita di Pietro Liberi, che stava appunto affrescando le pareti e il soffitto. Quando Marco Foscarini torna a far visita alla moglie, osservando la figura nuda, quindi senza vestiti, sembra che riconosca la moglie, quindi lì deve esserci stato qualcosa che tutto sommato noi diciamo che è ancora un fantasma della moglie di Marco Foscarini. Leggende che contribuiscono al fascino raffinato che soprattutto in Riviera le ville padronali emanano. Il salone di Villa Foscarini Rossi, quasi per un'ironica e irriverente legge del contrappasso, è affrescato con scene del matrimonio tra un Foscarini e una Soranzo ed è sala richiestissima ancora oggi per i banchetti nuziali. Anche lungo le sponde del Brenta le ville nascono come fabbriche di lavoro. Venezia, costretta a ridimensionarsi come potenza di mare, mantiene in terra, fino alla fine del Cinquecento, il primato di prima nazione al mondo per arti manifatturiere. Il suo ingresso in terraferma segna il passaggio dal caos feudale alla polis. Il mito delle feste nelle ville venete è tardo. La parola ville sta a indicare villaggio, ville in francese città, quindi civitas. Mentre nell'epoca tarda, quella delle smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, ecco, si passa da villa, diventa villeggiatura. Ecco, all'inizio però, e per tutto il Seicento e buona parte anche del Settecento, la villa è veramente un centro di lavoro. Un mito però che proprio qui, lungo le morbide anse del fiume, raggiunge la sua massima esemplificazione. Le dimore che si incontrano imboccando le decine di itinerari ciclistici già tracciati in questo territorio sono state teatro di feste, balli, divertimento dei nobili veneziani che in estate raggiungevano la frescura fluviale per trascorrere le vacanze. Il pretesto era controllare l'andamento dell'azienda. Di fatto, forse i veneziani sono stati i primi a inventare le ferie nella seconda casa. La struttura delle ville rispecchia un'esigenza di apertura all'ambiente, al sollazzo, al diletto della mente e dello spirito. La Villa Veneta non solo è aperta al mondo senza mura di difesa, ma ha anche una caratteristica che è unica dei palazzi patrizi. La casa padronale è strettamente collegata con le barchesse, che sono luoghi dove ci sono gli animali, dove c'è il letame, dove c'è la puzza, dove c'è il lavoro, dove ci sono i carri. Così Venezia, quando giunge in terraferma, convive con i propri uomini, con gli uomini di fatica. C'è un rapporto strettissimo tra i signori, i patrizi e il popolo. Facile perdersi e ritrovarsi zizzagando su entrambe le rive del Brenta. Nascosta tra salici che ne conservano l'austera discrezione, Villa Foscari, detta la Malcontenta, è un colpo d'occhio inatteso per chi si inoltra nelle anse nascoste che il fiume disegna appena dopo aver lasciato il mare.
La villa si affaccia sull'acqua severa nella sua straordinaria bellezza. È patrimonio dell'UNESCO. Commissionata a Palladio dal Vise Nicola Foscari, sorge a pochi chilometri in linea d'aria da Venezia. Eretta nel 1555, è un edificio a 3 piani costruito su uno zoccolo per proteggerla dalle inondazioni. È la summa delle convenzioni architettoniche di Palladio. Per conservarne intatta l'essenza, i proprietari attuali non hanno mai fatto realizzare un impianto elettrico. Seguendo l'argine interno del fiume, viene spontaneo rimettersi lungo la strada padana superiore, la Riviera, e trovarsi davanti ad altre 2 perle architettoniche. Da un lato della strada, prima della svolta per Miravecchia, c'è Villa Widman Rezzonico Foscari. Di fronte, dall'altra sponda del fiume, le Barchesse Valmarana. Villa Widman, oggi di proprietà pubblica, ha origini seicentesche, ma fu ricostruita nel 1719. È un esempio di raffinato rococò francese. L'elemento decorativo leggero e delicato si riscontra dentro e fuori l'edificio, dalle inferriate dei balconcini al ballatoio in ferro battuto del salone delle feste sviluppato in duplice altezza. Pareti e soffitti sono dipinti con scene mitologiche, fasce policrome attribuite a Giuseppe Angeli e Girolamo Mengozzi Colonna. Opera di Andrea Tirali, fu commissionata dai Seriman, una famiglia nobile veneziana di origine persiana. I Widman la acquistarono successivamente e nella chiesetta annessa al complesso con barchesse e giardino sono tuttora sepolte 2 componenti della famiglia, Elisabetta ed Arianna. Le Barchesse Valmarana sono ciò che resta di un sontuoso aggregato settecentesco di edifici, voluto dai Valmarana nei loro vasti possedimenti a Mira. Nelle Barchesse erano ospitati numerosi parenti e amici che animavano le loro feste. Per non pagare le tasse sui beni di lusso, alla fine dell'Ottocento fecero abbattere la villa padronale. Abbandonando la statale è interessante proseguire verso Miravecchia e fare una sosta a Villa Franceschi Bianchini Patessio. È stata acquistata da papà perché è stato incantato da questa struttura e poi assieme alla sovrintendenza agli architetti è stato fatto questo lavoro di recupero che poi ha dato i frutti pensati. Quando si acquista una villa sono quello che un po' si dice i work in progress, non si è mai finito di ristrutturarla. Ogni giorno, ogni volta c'è sempre qualcosa da rivedere, da rifare e quindi è una continua ricerca ed è un continuo donare parte del tuo tempo, parte della tua passione per la tua casa. Un'oasi semplice ma ricercata nel verde della campagna veneziana, una struttura capace di ospitare il viandante a cui garantire riservatezza e trattamento familiare. Si deve iniziare a parlare di educazione all'ospitalità, si deve iniziare a parlare di senso civico, di appartenenza del territorio. Questo è quello che si dovrebbe fare. Purtroppo noi stiamo facendo la nostra parte e vedo anche che adesso questo senso si sta muovendo anche nelle istituzioni, quindi sono fortemente convinto che questa sarà la chiave di svolta per un turismo volto a proporre l'eccellenza della villa come contenitore di tante cose. Tante sensazioni. Un binomio che attira in questa villa adibita ad albergo e ristorante, VIP di fama internazionale. Non è difficile scovarne qualcuno durante la mostra del cinema di Venezia. Riprendendo la padana superiore vale la pena di fermarsi a Villa Venier Contarini, sede tra l'altro dell'Istituto Regionale Ville Venete, l'ente che lavora in correlazione con i proprietari che sono per la maggior parte privati, per far vivere queste dimore e che non si limita a finanziarne i restauri. Un primo passo è stato quello di aprirle al pubblico, di organizzare eventi, di renderle un'attrazione turistica di qualità. Ci sono poi degli affreschi stupendi, delle stanze meravigliose, anche una pace, no? Ricordiamo che qui c'era anche un ente religioso prima che ci ha seguito, forse c'è un po' un alone di mistero per cui c'è questa Venezia che veniva qui a passare lo svago, una grande cantante lirica che l'ha avuta in dono da un grande amore, delle suore, un po' tutto. È una villa che racchiude il cuore del Veneto e che io consiglio a tutti come tutte le altre ville. Abitazioni, tesori privati accessibili a tutti in una condivisione del bello che non esclude diversamente abili. Una pace serafica che si trova semplicemente perdendosi del bosco di questa villa di fine 500. Io ho un posto, è il bosco, c'è un grande albero che invito tutti a visitare perché ai piedi ha una zampa, io dico di leone, no? Mi piace sedermi lì perché mi dà il senso della protezione ma anche della forza.
Il Naviglio è un continuum di ville venete, molte sono abitazioni private, molte altre sono state trasformate in strutture ricettive. Risalire il fiume con barche o battelli è un'esperienza unica che non ha nulla a che invidiare ai percorsi della Loira. Villa Rocca Ciceri Bressan alle porte di Dolo è di età tarda, fu edificata nel 1884 dal conte Giulio Rocca sui resti di una più antica costruzione del Settecento, cui appartengono il parco con statue e siepi e la chiesetta che fanno tuttora parte della proprietà. Dolo, Fiesto d'Artico, Stra. Sulla riva sinistra del fiume appare la mastodontica magnificenza di Villa Pisani, la piccola Versailles. Il corpo principale, riprogettato dall'architetto Francesco Maria Preti nel 1735, conserva nelle sale interne affreschi dei più importanti pittori veneti del XVIII secolo. Nello spettacolare soffitto del salone da ballo vi è il celeberrimo affresco Gloria dei Pisani di Giambattista Tiepolo. Laddove finisce il Parco della Pisani quasi inizia il perimetro di Villa Foscarini Negrelli Rossi. 3 edifici, la Villa Padronale, la Foresteria e il Museo della Scarpa. Palazzi che raccontano la storia della nascita del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, polo di riferimento mondiale della calzatura di lusso. Una storia che nasce proprio in laguna. Un visitatore che viene a Villa Foscarini Rossi ha la possibilità di vedere un contenitore di particolare pregio, che è quindi la dimora, ma anche conoscere la cultura produttiva di un territorio, che comunque caratterizza poi sempre la venezianità di questo territorio, perché i veneziani, come si sono spostati in terraferma e hanno deciso di costruire le ville lungo il Brenta per motivi in realtà imprenditoriali, che all'epoca era quello di coltivare orti intorno a queste dimore, ma nasce proprio da Venezia la congregazione dei Callegheri, i quali erano degli abili calzaturieri, ma degli abili all'epoca abili ciabattini, che producevano, o a loro venivano commissionate scarpe per i nobili veneziani. Lusso, ricercatezza, ma senza ostentazione. Le smanie degli aristocratici veneziani non prescindevano mai dal legame con la terra, quella terra che dava loro ricchezza. Una ricchezza fatta anche dei semplici prodotti dell'orto che, abbinati ai frutti di mare, sono la base delle ricette antiche. Non è un caso se la Riviera del Brenta è rinomata per i tanti esclusivi ristoranti di pesce, dove è possibile assaggiare anche un piatto di tagliatelle con le moeche fresche. Qua abbiamo delle tagliatelle fatte in casa, dopo abbiamo le moeche, sono arrivate vive stamattina, e dopo i classici profumi, aromi che abbiamo del basilico, della cipolla, dei pomodorini, questi stessi che abbiamo raccolto nell'orto poi prima. Mettiamo un po' d'olio d'oliva, un po' di cipolla, e qua andiamo a cucinare i pomodorini che ci fanno da base per la salsa delle nostre tagliatelle. A parte andiamo a cucinare le nostre moeche, sempre un po' d'olio d'oliva, della cipolla, facciamo soffriggere, andiamo a preparare le nostre moeche. Andiamo a bagnarle con un po' di prosecco. E visto che ci sono, bevo anch'io. A questo punto andiamo ad aggiungere i pomodorini e lasciamo cucinare a fuoco basso. La nostra salsa è quasi pronta, andiamo ad aggiungere il basilico, abbiamo raccolto stamattina, lasciamo finire e buttiamo in cottura la pasta. La nostra pasta è pronta, lasciamo un po' d'acqua di cottura, andiamo a mantecarla. Ovviamente l'acqua era già salata, adesso ci mettiamo un po' di pepe con un filo d'olio. E possiamo andarla ad impiattare.
Mettiamo un po' di basilico di guarnizione che dà sempre senso di fresco e sono pronte. Pronti a risalire in bici, alla scoperta di altre ville, tracce vive di un passato capace di regalare emozioni sempre nuove.